Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Vi saluto tutti carissimi fratelli e sorelle, Don Marco in primo luogo, Don Padre Battista e tutti voi. Siamo qui per la tradizionale celebrazione della Madonna della Salute che in questo Tempio da tanti anni si celebra e si venera con grande devozione, con grande fede. Prepariamoci a celebrare questa Santa Messa oggi, che è domenica di Cristo Re. Sentiremo le letture di questa festività, però sempre attraverso gli occhi di Maria, attraverso il cuore di Maria, che noi amiamo e veneriamo come nostra madre e come salute degli infermi. Prepariamoci a vivere bene questa messa, anzitutto domandando umilmente il perdono e la misericordia del Signore. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie, Kyrie, eleison. Insieme. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe, Christe, eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e in tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Alcune riflessioni a partire da questo brano del Vangelo. Avete fatto caso che per ben 3 volte
nel Vangelo torna la stessa espressione. Gesù è in croce e sotto di lui diverse persone gli dicono: salva te stesso. I capi deridevano Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Anche i soldati lo deridevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. E addirittura uno dei malfattori appeso sulla croce, anche lui, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso. E noi anche, aggiunge. Colpisce questo tornare 3 volte, salva te stesso, e non può essere casuale. Luca, che racconta queste 3, ci fa venire in mente, questo racconto 3 volte che si ripete, ci fa venire in mente che cosa? Le 3 tentazioni di Gesù. Le 3 tentazioni di Gesù, che alla fin fine anche quelle erano salva te stesso. Ricordate, di che queste pietre diventino pane, così ti salvi dalla fame, salvi te stesso. Buttati giù, gli angeli ti prenderanno, tutti ti applaudiranno e avrai successo, salva te stesso. Inginocchiati davanti a me e non davanti a Dio, io ti darò tutto. Fondamentalmente sono le stesse tentazioni. E fa impressione capire e sapere che Gesù, egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. In lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, tutte le cose. Abbiamo sentito nella seconda lettura San Paolo che parla di Gesù in questi termini: Gesù tentato all'inizio della sua vita pubblica, tentato addirittura sulla croce. E se non fosse stato così non l'avrebbero scritto gli apostoli. Ecco, già questa è una prima riflessione. Gesù ha voluto vivere lui stesso le tentazioni che abbiamo anche noi, perché anche noi, se ci pensate, le tentazioni sono quelle di mettere al sicuro noi stessi, salvare noi stessi. Ma in tanti modi, pensate ai più banali, succede qualcosa, facciamo una brutta figura e allora ci viene chiesto: ma tu hai fatto veramente quella roba lì? No, non è vero. E magari diciamo una bugia per salvare noi stessi. Dopo di fatto non è che salviamo noi stessi, perché poi ci accorgiamo e diciamo: ma guarda, sono stato proprio... Oppure quando le persone ci fanno qualche male, o pensiamo che ci abbiano fatto qualche male, noi pensiamo di salvare noi stessi vendicandoci, facendole da pagare. E quanta fantasia ci mettiamo per farlo. Però non salviamo noi stessi. Ecco, Gesù ha detto: chi vuole salvare se stesso perderà la propria vita. Ricordate? Chi invece la perde la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. E ha fatto proprio questo. Gesù non ha voluto salvare se stesso. Avrebbe potuto farlo, certo. Ricordate nell'Orto degli Ulivi, quando Pietro ha tagliato l'orecchio al servo del sacerdote, Gesù gli dice: metti via quella spada, non sai che se io volessi farei scendere 6 legioni di angeli, 36.000 angeli. Non l'ha fatto, ha dato la vita. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, per salvare la sua vita, ma per servire e per dare la sua vita. Salvare la propria vita? Piccola passo indietro. Ci sono dei momenti in cui è giusto salvare la propria vita. Tu non vai in una strada in macchina contromano, non vai a piedi in mezzo all'autostrada. No, è il tuo dovere salvare la tua vita. È tuo dovere non cadere nell'alcolismo,
nella droga. Quindi c'è un rispetto della propria vita, ma qui non si parla di questo. C'è un salvare la propria vita giusto e doveroso, ma c'è un salvare la propria vita pericoloso, quando, cioè, tu ti rinchiudi in te stesso e difendi in maniera egocentrica e chiusa la tua vita invece di donarla. Ho fatto un esempio. Quando per salvare la nostra vita diciamo bugie. Quando per salvare la nostra vita non paghiamo le tasse. Quando per salvare la nostra vita vogliamo vendicarci. Quando vediamo qualcosa di ingiusto, sia i ragazzi a scuola, portavo l'esempio stamattina durante la crisi, ma quando vedete che un vostro compagno fa il bullo e voi capite che sarebbe giusto intervenire e dire non si fa così, ma per salvare la vostra vita tacete, fate silenzio e diventate complici di quel violento, di quel bullo. Ecco, vedete, Gesù non ha salvato la propria vita in questo modo, l'ha donata e chiede a noi di fare altrettanto. Se pensiamo a Maria, visto che festeggiamo, Maria ha voluto salvare la propria vita? No, Maria ha vissuto quello che ha vissuto Gesù. Quando l'angelo le ha chiesto di diventare la madre del figlio eterno fatto uomo, Maria avrebbe potuto dire è troppo pericoloso. Secondo voi Maria ha avuto anche lei delle tentazioni di salvare se stessa, di metterci al sicuro e dire no, non mi imbarco in quella storia lì. No, per carità. Certamente ha avuto delle tentazioni, se le ha avute Gesù, che è il figlio eterno di Dio fatto uomo, anche Maria certamente ha avuto anche la tentazione di dire posso dire no, mi converrebbe dire no, per mettermi al sicuro, per non rischiare troppo. E invece Maria, come ben sappiamo, ha detto eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me ciò che hai detto. E per tutta la sua vita Maria ha fatto suo questo sì e ha compiuto quello che il Concilio Vaticano II e poi Papa Giovanni Paolo II ha ulteriormente approfondito, questo peregrinaggio della fede, una peregrinatio fidei, un pellegrinaggio nella fede, cioè nell'affidarsi, nell'uscire da se stesso, nel perdere la sua vita per il messaggio che suo figlio avrebbe poi comunicato e predicato. L'amore, donare la propria vita. E questo è domandato anche a noi. E proprio guardando a Maria, allora noi la invochiamo, salus infirmorum, che vuol dire certamente salute dei malati fisici, ma più ancora più profondamente vuol dire salvezza di fronte alle tentazioni, perché noi abbiamo delle infermità fisiche, certamente ognuno di noi, specialmente invecchiando, qualche infermità ce le ha, purtroppo le hanno anche dei giovani, ma abbiamo delle infermità spirituali e fondamentalmente è la tentazione di salvarsi, mettere in salvo se stessi, dimenticandosi di Dio, dimenticandosi degli altri, dimenticandosi del Vangelo. È la tentazione che abbiamo anche noi. E ha avuto Gesù. Non possiamo mica pensare di esserne esenti, li abbiamo anche noi. Chi ci aiuta? Ci aiuta Gesù, col suo esempio, con l'Eucaristia, che è pane dei forti, pane dei pellegrini, ma ci aiuta certamente anche Maria, madre della Chiesa, salvezza delle persone magari vacillanti, inferme, no? Sant'Agostino dice altro è malato e altro è infermo. Il malato è uno già colpito dalla malattia. Infermo vuol dire poco fermo, vacillante. Chi mi aiuta? Mi aiuta certamente anche Maria. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Prega per noi quando abbiamo delle malattie fisiche, ma prega per noi anche quando noi vacilliamo nella nostra fede. Siamo tentati e facciamo fatica a vincere la tentazione di metterci al sicuro e gli altri si arrangino. Ecco, è la tentazione, guardate, che tutti abbiamo. Ecco, Maria, salute degli infermi, aiutaci a vincere questa tentazione.
in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Ripetiamo insieme con fede: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per tutti gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza senza venir meno nella speranza, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per tutti i consacrati e per le claustrali, di cui domani ricorre la giornata mondiale, perché vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo la testimonianza del primato di Dio, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per il nostro seminario diocesano, perché i giovani che in esso cercano la propria vocazione possano trovare la strada giusta e non manchino per la nostra Chiesa santi sacerdoti, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i giovani nella giornata mondiale della gioventù, costruendo il loro futuro sui valori della fede, dell'onestà e della solidarietà, si preparino alle grandi sfide del nostro tempo, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria che ci precede nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro della tua mano, presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo.
per tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore dell'uomo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente. Il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di pace, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Uniamo ora le nostre voci insieme, diciamo con fede e riconoscenza la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo o con una parola scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Un caro saluto a tutti voi pellegrini, un caro saluto e un ringraziamento al Vescovo che ha voluto, come da tradizione, essere presente, presiedere questa celebrazione. Un grazie anche a Padre Giambattista per la concelebrazione. A tutti quanti auguro che la Madonna della Salute ascolti ed esaudisca le vostre preghiere. Tutti voi siete venuti quassù con qualche motivo, con qualche persona, situazione da raccomandare al Signore, forse la vostra stessa salute. Che la Madonna della Salute possa davvero portare davanti al buon Dio le vostre preghiere e ottenerne l'esaudimento. In questo senso adesso faremo anche la preghiera che trovate nei santini, che dovrebbero essere sui banchi, altrimenti sono anche in fondo alla chiesa. I santini poi potete anche portarli a casa. Prima desidero approfittare che ho la parola per dire qualche ringraziamento al coro che ha animato la celebrazione, a Federico Campodalorto della Tenda TV, e saluto anche tutti quelli che ci stanno seguendo per la televisione o che ci seguiranno via streaming, e un grande grazie soprattutto a tutti i volontari che rendono possibili questi festeggiamenti della Madonna della Salute. Alcuni seguono l'aspetto più liturgico, celebrativo, altri seguono più l'aspetto ricreativo, e a proposito, dopo aver nutrito lo spirito qui in chiesa, l'invito è quello a nutrire anche il corpo con qualche buona castagna e un bicchiere di vino qui al chiosco a fianco. E ricordo che quest'anno siamo ripartiti anche con la pesca col pozzo di San Patrizio, la ruota della fortuna, ma sono tutti fortunati perché si vince sempre qualcosa, poi i premi sono più o meno ricchi a seconda della fortuna, ma si porta sempre a casa qualcosa. Facciamo adesso la preghiera e vogliamo pregare per noi qui presenti e per tutta la città di Vittorio Veneto. Se aprissimo la porta, ma non lo facciamo perché sennò veniamo abbagliati dal sole, vedremo proprio uno scorcio della nostra città. È la Madonna della Salute che dall'alto veglia e davvero le vogliamo affidare tutto il nostro paese. Prima di recitarla, permettetemi piccola attenzione. Ci sono delle persone che ci domandano: si ricordi di pregare per me? Ricordati di pregare per me. Le ricordiamo tutti in questo momento, e li affidiamo alla Beata Vergine Maria. Io mi permetto di ricordare una persona di Campo di Pietra. Mercoledì sera ero alla riunione con il consiglio pastorale e giovedì mattina ha avuto un malore abbastanza anche preoccupante. Le ho promesso che avrei pregato e avrei fatto pregare per lei, quindi ricordiamo questa Teresa di Campo di Pietra nella nostra preghiera, ma certamente assieme a lei tutte quelle persone che si sono raccomandate alla nostra preghiera. O Maria, Madonna della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio per un grande disegno di salvezza. Tu hai accolto la volontà di Dio quando nell'Annunciazione hai risposto sì alla divina chiamata. Tu hai accettato il piano di Dio anche ai piedi della croce del tuo Figlio. Aiuta anche noi ad accettare il progetto di Dio sulla nostra vita, anche se comprende la croce. A te che sei Madre amorevole, presentiamo le nostre malattie e sofferenze. Vogliamo offrire i nostri dolori per il bene della Chiesa, per le vocazioni e per la salvezza di tutti. Affidiamo alla tua bontà tutti i malati, soprattutto quanti stanno peggio di noi. Allontana da noi il corpo e dello spirito.
dona sollievo a quanti offrono, accompagnaci. Anch'io mi unisco ai saluti che Don Marco ha fatto, a voi ovviamente, quanti non sono riusciti a entrare in chiesa ma sono qui nei paraggi, e a tutti coloro che attraverso la tenda TV seguono questa celebrazione con fede, con devozione. Permetto di ricordare un saluto particolare a Francesco di Corbanese, che ogni tanto mi dice si ricordi di me, ecco, lo ricordo. E chiediamo al Signore la benedizione su di noi, come ha ricordato Don Marco, sulla città di Vittorio Veneto e sulla nostra diocesi. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Siamo a Costa di Vittorio Veneto e siamo qui per parlarvi del santuario della Madonna della Salute che vedete alle mie spalle. Il santuario si erge in una delle colline che vanno a circondare la città di Vittorio Veneto e noi siamo andati da padre Giovanni Battista Guidolin per chiedergli di raccontarci un po' la storia di questo santuario e la sua evoluzione nel corso del tempo. Donna del sorriso e madre del silenzio. Evidentemente io sono uno dei tanti sacerdoti che hanno un po' curato, quindi hanno messo la loro attenzione a questo santuario che in fondo diventava un po' un punto di incontro di quei fedeli pellegrini che sono devoti alla Madonna della Salute. Non tanto la salute in sé, quanto piuttosto perché la Madonna in fondo l'hanno sempre vista come una figura meravigliosa nella Chiesa. Io sto raccogliendo lo sforzo e un po' la generosità di lavoro, di impegno degli altri sacerdoti, perché ho esteso un po' l'area, ciò che riguarda la devozione e soprattutto questo incontrarsi dei pellegrini attorno a questo santuario. Questo santuario si perde nei tempi di per sé, perché quel colle lassù ha avuto una presenza anche storica. Nei tempi dei Romani c'erano dei resti che ricordano un po' questa loro presenza, quindi nelle loro conquiste che avevano da fare per estendere questo impero romano. Poi successivamente, con l'avvento del cristianesimo, alcuni monaci di San Colombano provenienti dall'isola dell'Irlanda si sono stabiliti anche qui, hanno creato un cenobio e probabilmente questi monaci avevano lo scopo di evangelizzare la zona. Comunque, tornando al nostro santuario, dove c'era questo convento di questi monaci, San Colombano, l'abbiamo ancora anche presente nelle pitture e affreschi del santuario. Successivamente quindi si sono creati momenti vari in cui questo santuario ha avuto sempre forme diverse. Da un capitello sono riusciti a trasformarlo poi in una specie di chiesuola che era ancora incapace di contenere i fedeli. Attorno gli avevano associato un po' una congregazione così chiamata di battuti o fabbricieri che avevano l'incarico della manutenzione del santuario e dell'ambiente. Più tardi poi, nel 1829, questa presenza, questo edificio viene demolito, distrutto e un po' sulla guida, capacità e abilità di due personaggi molto importanti, che è Don Giovanni Palatini e un laico, Giovanni Zanon d'Albò, che ricostruiscono il santuario raggiungendo la forma attuale. Quindi è stato poi consacrato da un Monsignor Beccegato e anche lì tanta gente presente, eccetera, per ricordare questo avvenimento. In fondo, il titolo della Madonna della Salute lo riacquista dopo la famosa guarigione, diciamo così, quel prodigio in cui la Madonna è intervenuta nel debellare quel morbo della peste del 1500-1600, che acquista questo nome di Madonna della Salute. Il culto per la Madonna della Salute nasce infatti a Venezia nel XVI secolo. Il doge e la città organizzarono una processione di preghiera alla Madonna per liberare le popolazioni dalla peste bubbonica, che colpì il nord Italia tra il 1630 e il 1631. Grazie all'intercessione di Maria, l'epidemia subì un brusco rallentamento, fino a scomparire. Per questo, il 21 novembre 1687 venne eretta a Venezia la Basilica di Santa Maria della Salute e con essa numerosi santuari in tutto il nord-est. Al santuario della Madonna della Salute, durante i festeggiamenti per la Madonna della Salute, opera un nutrito gruppo di volontari che si adopera per dare anche ristoro ai fedeli.
Attualmente noi al santuario ci stiamo dietro il più possibile, abbiamo un bel gruppo così chiamato che si dedica alla Madonna della Salute, ma c'è tutto quello che è la parrocchia, il consiglio pastorale, quindi anche la gente, molto interessati sono i nostri vescovi, perché vedo che la gente gode della presenza del vescovo nel santuario. Come per dire, questo è un punto, quindi che ha un valore universale, quindi un valore particolare che si estende al di là della geografia del luogo. Quindi ecco anche la bellezza e, diciamo così, la fortuna che questi nostri vescovi che sono presenti, ecco, danno in certo qual modo un impulso e anche un sostegno a questa nostra fatica nell'operare, perché la Madonna della Salute non venga mai meno, ma sia sempre un po' riconosciuta, ecco, come una figura fulgida, questa figura celebre, questa figura umile e semplice, però che ci aiuta anche a far sì che anche noi possiamo essere creature come lei, ecco, dove possiamo realizzare dei progetti che Dio ha su di noi, che Cristo in qualche modo infonde nel nostro spirito come vocazione. Questi tempi abbiamo visto un aumento di fedeli, siamo rimasti colpiti da questo gruppo numerosissimo, questi fedeli così ammassati attorno al santuario, eccetera, da impressionarci. Nell'animo, nella vita interiore di ogni cristiano, quando lui scende da questo colle, trova una forza, una gioia straordinaria che dà ancora quello che è il coraggio, l'ardore e soprattutto l'entusiasmo di poter continuare a vivere, perché sa che la Madonna della Salute, che vigila nel suo colle, sa che è presente e l'accompagna. La festa Madonna della Salute, che ricorda questa giovane che si presenta al Tempio, offerta al Signore per essere dedicata totalmente nella sua volontà al progetto di Dio, che misteriosamente lei percepiva che questo Dio aveva qualche cosa su di sé. Evidentemente l'abbiamo fatto anche per quello che è un approccio alla liturgia dell'Avvento che arriva, cioè Maria, che comincia a essere colei che conduce al Natale, che ci prepara al Natale. Questo momento, la festa Madonna della Salute 21 novembre, ecco, è un passaggio, è un accesso, è un cammino verso il Natale.